Allora, tra le cose più belle che ci hanno colpito di più qui alla Festa del Cinema di Roma c'è I Racconti del Mare. Non lo dico perché c'è questo signore qui che è Luca Severi, che è il regista, ma perché è veramente bello. Innanzitutto complimenti Luca. Grazie mille. E volevo che iniziassi a raccontare l'Odissea, perché possiamo parlare di Odissea, poi Sì. Rimaniamo in tema mare, ma è anche stata un'Odissea. È stata un po' produttiva. è stata un po' un'avventura epica in effetti, nel senso che I Racconti al Mare è un film sui migranti che noi abbiamo trattato in chiave di commedia. Già. Abbiamo deciso di girare in location, e quindi realmente sul mare vero, scegliendo una location molto ospitale a sud di Taranto, in un golfo molto bello, su cui poter simulare il mare aperto, se non che il meteo purtroppo ci ha fatto andare tutto storto mentre facevamo le riprese, e quindi abbiamo dovuto trasportare il set fondamentalmente in mezzo al mare. Questo perché quando il meteo si è stabilizzato, abbiamo potuto effettivamente girare in acqua, sono arrivati i turisti e i bagnanti, e quindi questo golfo all'apparenza perfetto, deserto, esatto. sì, non era più E a quel adeguato. punto avete dovuto ritarare completamente la fase produttiva, nel senso che poi per andare in mezzo al mare bisogna saper girare in mezzo al mare, nel senso che sono non dico due mestieri diversi, ma sono due situazioni... Sì, in parte alcuni di noi della troupe lo sapevano, l'avevano già fatto e sono esperti marinai, altri si sono semplicemente adattati, e quindi c'è stata una reazione molto forte da parte della troupe per evitare che il film venisse sospeso, nel senso che non c'erano naufragasse proprio, sì, non so un termine. Non c'erano alternative. Questo stesso sforzo, devo dire, è stato fatto dagli attori che si sono prestati a un'esperienza, mi sento di dire, abbastanza unica, proprio perché non eravamo minimamente pronti a una produzione di questo tipo. Diciamo un vita di P alla pugliese praticamente, sì, dire. Sì. Però devo dire, siamo molto contenti del risultato e abbiamo cercato di sfruttare a nostro favore gli elementi naturali, in particolare il mare, che ci siamo trovati letteralmente non solo davanti ma tutto intorno. Esatto, avete fatto leva anche su quello proprio per trovare delle cose diverse. Quello che colpisce infatti è anche l'urgenza del film. Io volevo sapere, ci sono questi due attori pazzeschi che diciamo che se sbagliavi quelle due facce lì, certo. Non dico che il film era finito, ma quasi. Sì, in tutti i film il casting esatto, è fondamentale. È Ovviamente in film che hanno pochi caratteri, pochi personaggi, molto di più, e in particolare in questo in cui servivano degli attori giovani e quindi probabilmente emergenti, che si prestassero a lavorare in inglese, perché il film è in inglese, e in una dimensione ovviamente molto particolare come quella del mare, esatto, vero, e della location. È stato fatto un casting lunghissimo e molto dettagliato dalla nostra casting Anna Pennella, che ci ha portato a scegliere poi Luca Zunic e Kadim Faye come i nostri Tonino e Ima. Esatto, che hanno due facce da cinema poi proprio sì, quando stanno là in mezzo. E infatti hanno fatto una performance che mi sento di dire grandissima, molto aiutati e sostenuti anche dai personaggi secondari, sì, interpretati da Lidia Vitale, nostra amica Lidia Vitale, ricordiamo, e Paola Soggiu, che proprio già nelle prove fatte in ufficio prima di arrivare sul set sono stati veramente, mi sento di dire, materni e paterni nei confronti degli attori più giovani, che nel dare dei detto suggerimenti. Poi, non è automatico, niente, anzi, cioè, niente, chi può venire e dice vabbè. Senti Luca, invece adesso state cercando una distribuzione, perché poi il film, dopo essere passato Alice nella città, dovrà prendere il suo viaggio, per continuare la metafora. Ma volevo chiederti quali sono i tuoi riferimenti o quali sono stati? Avevi in mente, non dico una tipologia di film simile, ma tu sei un indie terminale, come si dice, no? Sì. Cioè un indipendentista del cinema alla John Cassavetes, nel senso che credi molto... Sì, hai usato la parola chiave, nel senso che noi stiamo percorrendo un filone produttivo che è quello del cinema indie, che si ispira al cinema indie americano, che da 10-15 anni insomma si è sviluppato, diffuso, e mi sento di dire sta in qualche modo conquistando gli Stati Uniti, e non solo, nel senso che poi sono nati dei punti di riferimento nella produzione e negli autori, tipo Sean Baker che vince Cannes, anche nella distribuzione, pensiamo a A24, no? A24, sì, che addirittura è diventata, non rischia di diventare mainstream, una cosa che era esatto, che però sono diventati dei simboli di un tipo di cinema
che sulla carta è un cinema fondamentalmente impossibile, perché costerebbe troppo in proporzione alla storia o al setup produttivo e anche che al potenziale guadagno che portano in scena, e che invece in una dimensione molto più piccola riesce banalmente a costare meno, a raggiungere pubblici più esigenti, più diversificati e a recuperare molto più in fretta, consentendo quindi un flusso di produzione. E poi anche di reinvestirli nel breve termine, certo. no? Perché se un film funziona. Sì. Tra l'altro noi abbiamo intervistato proprio Sean Baker qualche settimana fa e lui ha detto che il suo sogno non era vincere un Oscar, ma vincere Cannes, e quindi per dire. Poi tu raccontavi di averlo visto iniziare, no? In America con lui Tangerine. E non solo lui, io mi sono trasferito in America negli anni in cui loro iniziavano, una quindicina di anni fa abbondante, e lui e altri erano ai primi film e quindi giravano lui, Tangerine e altri ottimi film che poi sono andati a Sundance in giro, letteralmente nel mio quartiere o sotto le finestre di casa mia, e quindi ovviamente c'è stata un'ispirazione immediata nel vedere un cinema completamente diverso da quello che io immaginavo e che vedevo nelle grandi produzioni. Esatto. All'epoca non ci si aspettava che quello sarebbe diventato il cinema più interessante un decennio dopo. È vero, sì, sembrava un filone dei tanti, però. E adesso, voglio dire, mentre Hollywood sta vivendo una crisi importante, il cinema indie sta andando fortissimo. Esatto, soprattutto in fase di idee, no? Perché poi sono quelle certo. la cosa chiave. Senti Luca, volevo chiederti anche della colonna sonora del film, perché comunque è molto interessante. Sì, c'è un compositore a mio avviso straordinario con cui io lavoro da molto tempo e che vi invito a osservare, e invito i miei colleghi produttori a scoprire, perché credo sia veramente un talento assoluto, ed è Marco Scorsolini, un compositore romano che vive qui a Roma, che ha Tu come l'hai studiato incontrato? negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ah. Lui ha studiato alla Berkeley di Boston e poi si è trasferito a Los Angeles, e nel gruppetto degli amici italiani del quartiere a un certo punto arriva questo ragazzo molto introverso che capiamo subito essere bravissimo. Abbiamo iniziato a collaborare, ha fatto la musica di tutti i miei film, questa l'ha fatta tutta interamente lui, tutta completamente originale e per la prima volta orchestrata. Abbiamo avuto il piacere di lavorare con un'orchestra molto bella di 50 elementi. L'orchestra è di Skopje, in Macedonia. Un'orchestra di 50 elementi che ha dato corpo a tutti questi brani bellissimi, molto orchestrati, che speriamo nello schermo si percepiscano. Si reggono benissimo. Tra l'altro la colonna sonora verrà pubblicata secondo te? Sì, su certamente, Spotify, in sì, digitale? assolutamente sì. Cioè. Sì, siamo al lavoro anche per quello. Senti Luca, adesso che si fa? Adesso si fa un altro film. Sono al lavoro per sviluppare e definire le ultime idee. Ce ne sono varie sul piatto. Ho 2 thriller, uno da fare in Italia, uno negli Stati Uniti. Ho un coming of age, quindi un film diciamo giovanile da girare in Croazia, ambientato in Croazia. Bello. Ho una storia di streghe che mi è venuta in mente recentemente, che mi piacerebbe girare, però qui a Roma non vorrei andare fuori. Insomma, ci sono tante idee diverse. Ce n'hai idee, vabbè. Senti, per chiudere ti facciamo uno dei giochetti che facciamo sempre qui al nostro corner. Domani sera cena a casa tua, puoi invitare 4 personaggi da Maradona a Kubrick. Viventi e non viventi? Chiunque. Allora invito Sean Baker, ovviamente. Giusto, così. Sì. Poi invito Kennedy. Poi invito Kennedy qualcosina deve dirci. Sì, poi, esatto, sono troppo curioso, infatti. Esatto. Poi altri 2. Allora invito Kobe Bryant, perché io giocavo a basket e quindi sono stato Grande molto Kobe. dispiaciuto della sua Mamma dipartita, mia. tra l'altro non troppo lontano dalle colline di Hollywood dove vivo io. E poi invito mia nonna. Perfetto, bellissimo. Sicuramente Kennedy e tua nonna ci avranno da dire Senz'altro. un sacco di cose. Luca Severi all'Hot Corner, grazie mille Luca e buon viaggio con i racconti del mare. Grazie a voi. Grazie. Grazie Luca.